Allora, una casa amica, progetto Nostradamus Domus per poter vivere a lungo nella propria abitazione nel modo migliore possibile. Abbiamo affrontato gli aspetti umani e anche quelli naturalmente della tecnologia che deve supportare questa evoluzione. Presidente Pastro, relativamente a quanto ha raccontato il professore, ha delle perplessità, delle domande da fargli? Allora, intanto voglio premettere che io sono favorevole alla tecnologia. Perché tanto è vero che in questo momento che io sto parlando con lei ho la tecnologia qua nel polso, dove insomma avevo avuto un problema cardiaco, è collegata a quel mio telefonino che addirittura è collegato con il centro dove che sono sotto controllo con il mio cuore. E quindi si sente più tranquillo perché comunque c'è un controllo. Quello sicuramente, perché ho avuto modo anche con mia moglie, sono d'accordo, però bisogna stare attenti perché dobbiamo misurarsi con le persone anziane. Io capisco voi alla vostra età, per voi la tecnologia siete quasi nati, non dico nati, ma insomma io già l'avevo anch'io perché il mio lavoro mi ha portato a usarla molto tempo fa la tecnologia, però con gli anziani è molto più difficile poter praticarla tutti i giorni la tecnologia. Allora, siccome io rappresento il mondo degli anziani, io mi preoccupo degli anziani di adesso, non quelli che verranno dopo. Allora io direi che in questo momento ci sono molte cose, perché la guida stessa qua suggerisce e dà dei consigli molto utili per poter affrontare la vecchiaia anche in questo momento, non aspettando magari queste tecnologie che difficilmente gli anziani potranno usarle tutti quanti. Quindi lei vede intanto una difficoltà di approccio culturale? Certo. Professore, difficoltà di approccio culturale è un aspetto di non poco conto, perché effettivamente, visto il numero di anziani, che poi anziani secondo me dire over 65 è scorretto, over 75, perché da sopra i 75 anni ci sono le prime problematiche e tutto, ci rivolgiamo agli anziani di adesso, che sono tantissimi, che arriveranno magari molto facilmente anche ai 100 e oltre anni, li auguriamo a tutti, però i presupposti ci sono. E quindi il fattore culturale è un bel ostacolo, perché ce l'ha appalesato in tutta evidenza il Presidente Pastro. Ma c'è, non bisogna nascondersi dietro un dito, la tecnologia è un ostacolo nel momento in cui viene percepita come tale e probabilmente, come dicevo, l'ambito di ricerca più importante è proprio quello della semplificazione. Che cosa intendo? Appunto nell'andare a ritrovare sistemi di controllo che non obblighino la persona ad andare al di fuori della propria zona di comfort. Per esempio, poter utilizzare solo la parola per controllare più funzioni possibili è molto utile. O anche la sensoristica. Ci sono colleghi qua al Dipartimento di Biotecnologie che stanno sviluppando sensori integrati in magliette in modo da cercare di trasformare la tecnologia, diciamo, il mito degli anni '80 è stato l'high tech, no? In cui il robot veniva aggiunto alla persona. Diciamo che quello che si sta cercando di fare in questo momento è cercare di fare scomparire la tecnologia e renderla nel quotidiano. Non dico che tutti i problemi siano risolti, c'è molto da fare, ma è in questo che occorre lavorare e in questo che si può appunto trasformare uno strumento in uno strumento utile per tutte le persone. Assolutamente. Entriamo nel concreto, perché tecnologia applicata a un'abitazione che però dall'analisi che lei ha attuato, dottoressa, deve un po' essere rivista. Sì. Un po' rivista, perché se dico come rivista, cioè il Presidente Pastro me magna. Diciamo che noi abbiamo iniziato a lavorare l'anno scorso, proprio quando c'era il clou della pandemia, eravamo tutti isolati e quindi è stato anche un grande stimolo e penso che per tutti, anche per chi abita nelle case, noi tutti abitiamo, sia stato un anno in cui abbiamo visto già tante cose che magari non avevamo notato, perché siamo in tanti abituati a stare fuori, chi con la famiglia, che per tanti motivi. Ma forse per tutti è scoppiata l'esigenza abitativa. È scoppiata l'esigenza abitativa, ma anche chi vive fuori, quindi magari è più giovane, ha cominciato a stare di più in casa e forse si è reso conto di alcune cose a cui non aveva mai guardato, che è un po' forse il punto di vista di chi è over una certa età, che magari in casa passa molto tempo. E quindi l'idea che appunto è stata lanciata da Confartigianato e che io ho colto con grande entusiasmo è stata proprio quella di vedere innanzitutto come possiamo fare per conoscere la nostra casa. Quindi la guida nasce innanzitutto dal vedere, di fare un sopralluogo a casa propria sostanzialmente, no? A cominciare a guardarla
prima di entrare in casa, cioè come si arriva alla nostra abitazione. Intanto se si vive in un condominio, in una casa singola, è facile entrare in casa, è illuminato bene il percorso che magari dal giardino, dall'esterno. Cose molto pratiche. Cose molto pratiche. Se si faccia altri esempi così. Sì, per vedere, intanto vedo bene chi mi suona il campanello, perché ci sono aspetti di sicurezza, ci sono aspetti di sicurezza legati a chi viene a casa tua, o il fatto di vedere chi arriva, il fatto di vederci bene per entrare in casa, e quindi tutti aspetti che sono di un'accessibilità intesa in un modo molto ampio, che non è solo quella di chi è in carrozzina. Forse sempre quando si pensa alla disabilità si pensa a quello, ma ciascuno di noi in una fase diversa della vita può avere dei momenti di difficoltà, che sono magari di una diminuzione della capacità di camminare, o anche di sollevare pesi, di prendere le cose in mano, di lavorare in cucina, di lavorare in lavanderia. Abbiamo anche preso in considerazione gli aspetti di quanto più una persona riesce a fare le cose da solo. E ci sono alcune cose che sono fondamentali, alcuni ambienti che sono indispensabili, la camera da letto, il bagno, la cucina, che abbiano determinate caratteristiche. Ma poi siamo andati un po' oltre, perché poi alla fine non è che il mondo è diviso in bambini, adulti, anziani, siamo sempre noi che cambiamo nel tempo, e quindi forse proiettarsi un po' in avanti è un modo per conoscere prima quali sono le esigenze, perché se poi noi progettiamo una casa facile, è facile per tutti, non è facile solo per chi è anziano, e quindi magari si parlava prima di qualcuno che ha una casa grande o una casa che aveva delle camere per i figli se ne vanno, e quegli ambienti lì potrebbero essere utili magari in futuro per accogliere una persona che ci dà una mano nella casa e quindi ci consente di rimanere di più. E quindi infatti anche la concezione una volta, quando invecchio vado a stare in un appartamento più piccolo, adesso perché l'appartamento più piccolo deve comunque avere quella stanza capiente in più dove ci possa stare l'assistente familiare, la badante che dir si voglia, altrimenti, o qualsiasi tipo di caregiver, che se non c'è diventa un grosso problema. Ed è anche una convivenza spesso un po' difficile, è molto quindi difficile, ognuno dovrebbe esatto, avere un po' i suoi spazi per poter avere sia un'assistenza ma anche una gestione della propria autonomia. E quindi allora abbiamo pensato assieme a questo percorso che inizia dal giardino, che arriva alle scale. Ci sono scalini per entrare in casa, quanti sono? Sono alti più di 2 centimetri o sono gradini alti. Ad esempio un gradino piccolo, che magari è facile da superare, talvolta è insidioso perché è quello su cui inciampi. È quello su cui inciampi, su cui ti fai male al piede uscendo dalla doccia, oppure tra il bagno e la camera. Quindi le famose docce a livello sono diventate un elemento importante. Sono un elemento importante. Ci sono poi accessori da mettere nei bagni, che sono maniglie o anche sedili nelle docce, che sono molto belli anche. Non è che per forza bisogna trasformare un bagno nel bagno di un ospedale, perché poi magari uno anche non lo fa e aspetta magari troppo, perché pensa che avere una casa accessibile sia avere una casa brutta. Invece una casa può essere anche bella, può essere piacevole. Il fatto che sia bella è per ciascuno di noi la possibilità di stare bene con se stessi, di stare bene con gli altri, di avere anche il piacere di accogliere qualcuno che ci viene a trovare. Ma è necessario rifare da capo la casa, in tanti casi, le immagini le case anni 70 che ci sono da noi, oppure si può intervenire con delle ristrutturazioni fattibili. Io dico sempre la fattibilità perché non devono costare troppo. Dopo parleremo anche dei problemi di quanto costa anche la domotica col professore, perché fino adesso tanti servizi hanno dei prezzi non accessibili. È chiaro che ci sono interventi diversi, perché ogni caso è un caso a sé. E ci sono degli accorgimenti che possono anche non essere tanto costosi, che sono appunto legati anche a scelte che si fanno anche nel senso dell'automazione di alcune cose, oppure anche nella sistemazione di alcuni aspetti della casa che sono meno strutturali. Poi chiaramente ci sono anche interventi magari più pesanti da dover fare, però talvolta un insieme di azioni consente di migliorare situazioni che non sono ottimali, che magari sono complesse perché non ci si è pensato. Alcune case degli anni 60 e 70 magari non sono attrezzate, però sono case con ambienti ampi, sì, e quindi magari ci sono delle possibilità di adattarle in qualche modo. Anche scegliere un pavimento di un bagno, per esempio, può essere, si possono fare scelte diverse, si deve scegliere qualcosa su cui non scivolare,
che non sia troppo duro. Che non sia troppo duro, ma che sia anche facile da pulire però, perché non sia troppo ruvido, quindi ci sono tanti elementi anche tecnologici, anche di nuovi materiali che consentono di raggiungere dei buoni risultati, oppure scegliere una porta scorrevole o una porta ad anta. Risparmio spazio e quindi posso avere un bagno più comodo, per esempio. Perché i luoghi dove maggiormente voi come Confartigianato avete analizzato si verificano incidenti sono proprio il bagno, di cui stiamo parlando, la cucina e i vanoscale, le insidie più terribili. Allora, l'abitazione è un luogo in cui si passa una parte importante della propria vita, che aumenta sempre di più con gli anni, e quindi quali sono quegli ambienti che hanno problemi ad esempio di umidità e quindi di presenza di bagnato, eccetera, è chiaro che possono costituire un fattore di scivolamento. La cosa come dire, interessante e importante è, e quindi quello che si è voluto anche fare con questa guida, è proprio quello di creare una consapevolezza da un lato di quelli che sono i potenziali fattori di rischio, no? All'interno dell'abitazione, e dall'altro evidenziare anche che è possibile intervenire. Da questo punto di vista qui un aspetto interessante da considerare in un'indagine che abbiamo fatto è emerso dove più del 50% del campione di persone anziane che sono state intervistate ha detto sì, effettivamente nella mia abitazione ci sono dei problemi, no? Però passando ci sono dei problemi di accessibilità, di mobilità, eccetera, ma passare dal rilevare i problemi a intervenire, c'è una bella differenza, e notiamo che l'11% dice sì, vorrei effettivamente intervenire. Allora, cos'è che è importante fare? Uno, creare consapevolezza. Cultura intanto, perché quello che si stava dicendo, più se ne parla, più entra nella mente anche di persone esatto, e farlo per tempo, nel senso che se i problemi di deambulazione si presentano a 80 anni, bisogna cercare non lo so, bisogna anticipare la cosa, cioè c'è una fase di vita tra i 65 e i 75 anni in cui mediamente le persone hanno ancora capacità progettuale, voglia di cambiare, disponibilità economica. Allora quello è il momento in cui modificare e adeguare la propria abitazione a quelli che saranno i prossimi 20 anni di vita per poterla svolgere a casa e ridurre nel frattempo i rischi di possibili incidenti che allora quelli sì poi magari potrebbero comportare problematiche più gravi o non consentire di restare nella propria abitazione. Sì, volevo chiedere professore, l'ho buttata là prima come discorso, però non è secondario. Lei dice stiamo puntando molto sulla ricerca della semplificazione di accesso alla tecnologia della domotica, di tutto quello che è anche il mondo virtuale, però a che punto siamo per quel che riguarda l'accessibilità anche economica di tutte queste innovazioni? Perché allo stato attuale si parla, come diceva il Presidente Pastro, ci sono anziani adesso che hanno bisogno adesso di interventi, ma sono accessibili economicamente o siamo ancora lontani? Cioè in Giappone utilizzano delle strumentazioni eccezionali anche di supporto alle persone anziane, dei robot, diciamo così, però hanno dei costi sostenibili che non possono essere neanche importati da noi perché non sarebbero accessibili ai più. Non è secondario come problema? No, non è secondario. Diciamo che nella guida, nell'affrontare questo tema, non ci siamo spinti verso questo tipo di tematica, l'assistenza a questi livelli, ma è come diceva giustamente il direttore, è anzitutto un tema di anticipare, di fare in modo che la casa sia resa vivibile, anzitutto negli elementi basilari, come giustamente dicevamo prima. Anzitutto devono essere eliminate le barriere architettoniche, quelle che rendono, in assenza di tecnologia, almeno di tecnologia attiva, dei problemi. Poi la tecnologia può diventare uno strumento di supporto, ma noi in che termini abbiamo riflettuto nella guida?
fondamentalmente di un impianto di rinnovamento dell'impianto elettrico, che diventa non solo un impianto elettrico in cui io accendo con un contatto, permette alla corrente elettrica di entrare e accendermi la lampadina piuttosto che alimentare un elettrodomestico, ma un impianto che attraverso dei sensori in ambiente riceve delle informazioni e poi con un piccolo computer automatico controlla alcune cose o mi rimanda delle informazioni. Vi faccio un esempio: noi stiamo monitorando da anni ormai un edificio a consumo zero in Sicilia, una casa monofamiliare alle pendici dell'Etna, e abbiamo riscontrato che il 72% dei consumi energetici di quell'abitazione in realtà dipendono dagli elettrodomestici e dalle funzioni finali da ciò che è controllato dagli utenti della casa. Quindi un primo step sarebbe anche quello solo di restituire le informazioni agli abitanti, in modo che se io so che sto consumando principalmente in quel modo, posso in prima istanza cambiare magari i miei comportamenti o cercare di adeguarli per ridurre i consumi. I prezzi quindi sono variabili in base al livello di approfondimento che chiedo alla tecnologia, alla quantità di sensoristica che metto in campo e alla quantità di rinnovamento dell'impianto esistente che mi è richiesto. Quindi la cosa, come dicevo prima, può essere adeguata alle reali esigenze di intervento. Assolutamente. Dottoressa, tanto più mi servirà la tecnologia, quanto più la mia casa sarà un po' complicata da vivere. Se la casa fosse strutturata, voi avete anche riprodotto fatto degli esempi, in modo lineare e semplice, senza ostacoli di nessun tipo, posso anche aver meno bisogno di tanta tecnologia, no? Sì, è chiaro che più la casa è analogica, nel senso che più la casa è facile, meno ha bisogno di un altro aiuto. Infatti sì, abbiamo riportato alcuni esempi di case, ad esempio, sviluppate sul livello, cioè di poter evitare i gradini, oppure di vedere se ci sono dei modi per riportare la casa su un livello, almeno in quegli ambienti che si sono definiti come principali. Oppure anche arredi, ci sono cucine, per esempio, che sono accessibili, sono già progettate per essere molto personalizzate, e quindi con i pensili non troppo in alto, e quindi far meno fatica, facili da aprire, anche per persone non troppo alte, oppure per persone che magari fanno fatica perché hanno, che insomma, una spalla, cioè ci possono essere anche cose che sono momentanee oppure che sono destinate a durare ma che variano anche nel tempo. E così come anche l'illuminazione della casa è molto importante, anche quella naturale, cioè cercare di sfruttare al meglio l'orientamento della casa che si ha a disposizione, quindi magari schermando, perché poi sono tutte cose che sembrano ovvie ma poi magari mancano, cioè se si è orientati a sud di riparare le finestre in un certo modo, cercando di sfruttare invece la luce che viene da nord, in modo di riuscire ad avere una casa che almeno durante il giorno, forse anche per tutti i motivi di consumi, è sufficientemente illuminata per non ricorrere molto alla luce elettrica, oppure illuminare bene i piani della cucina, di dove si lavora. E ci sono molte attrezzature anche. Quindi intervenire in questo senso, ma anche in progettazione, è anche molto importante, perché per chi magari pensa adesso a una casa, perché dicevo c'è un bisogno abitativo che è rinato, bellissimo, perché muove tanto indotto economico, dopo parleremo anche di questo aspetto con il direttore, però manca forse la consapevolezza di cosa sarebbe bene fare nella scelta di una nuova casa alla luce di quanto è emerso anche di questa ricerca. Torniamo a parlare di questo dopo la pubblicità con i nostri ospiti, tra poco. Abbiamo ancora da registrare.